Realizzeremo degli incontri, innanzitutto incontreremo le segreterie regionali il 18, incontreremo tutte le associazioni datoriali il 19, faremo un grande attivo unitario dei quadri dei dirigenti e dei delegati di CGIL e CISL UIL il giorno 27 febbraio. E poi proseguiremo questo percorso incontrando le istituzioni, immaginiamo una grande assemblea con tutti i sindaci e con tutte le istituzioni del territorio, pensiamo a sit-in, pensiamo ad assemblee con i lavoratori per settori ma anche assemblee con i cittadini. Insomma si tratta di mettere in campo un percorso che sia importante, che sia realizzato insieme alle persone, insieme ai cittadini di questa comunità, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, perché si deve sentire forte e chiara la pressione delle difficoltà e delle opportunità sinora mancate alle quali noi come CGIL e CISL UIL non intendiamo rinunciare e intendiamo proporre a tutto il territorio una forte mobilitazione, una decisa mobilitazione perché le cose cambino. È tempo che cambino le cose per questa nostra realtà, per questo nord-ovest della Sardegna, per questa Sardegna.